Per le truffe agli anziani interviene oggi l'Arma dei Carabinieri a tutela dei cittadini più fragili. Negli ultimi giorni i carabinieri del comando di Agrigento hanno intensificato le attività di contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. Sono stati infatti denunciati diversi episodi di truffe, alcune dei quali tentati grazie al tempestivo intervento dei militari allertati dalle vittime. Ad Agrigento un uomo spacciandosi per avvocato di una donna vittima di un incidente stradale causato dalla figlia di una donna 85enne si è fatto consegnare da quest'ultima ben 2000 euro in contanti e diversi monili in oro. A Canicattì due uomini, qualificandosi come carabinieri e avvocato, hanno indotto una donna 71enne a consegnare loro denaro per un valore complessivo di 22.000 euro, oltre che a oggetti in oro, con la scusa di evitare guai giudiziari. A Ravanusa un uomo spacciandosi per carabiniere ha indotto una donna di 77 anni a consegnare 4.000 euro in contanti, un anello e una collana d'oro, con la scusa di pagare una multa per il figlio della donna. L'Arma dei Carabinieri è impegnata quotidianamente nella tutela dei cittadini e in particolare delle persone più fragili, invita pertanto a essere vigili e a seguire alcuni esempi per evitare di cadere vittime di truffe. Non aprire ai sconosciuti, non aprite mai il cancello, il portone o la porta di casa, controllate sempre chi è dall'altra parte con lo spioncino, utilizzando la catenella se occorre aprire. Un altro fatto ad Agrigento, un uomo si è spacciato per carabiniere, ha indotto una donna 74enne a consegnare 750 euro in contanti, diversi oggetti oro, una donna avvocato che dopo l'avrebbe raggiunta presso la sua abitazione con la scusa di evitare conseguenze giudiziarie al figlio della donna accusato di incidente stradale. Si raccomanda inoltre, conclude il comunicato dei Carabinieri, di denunciare sempre alle forze dell'ordine qualsiasi episodio di truffa, fare molta attenzione ai propri beni, soprattutto se di valore, e non fidarsi di estranei, soprattutto se si presentano con offerte troppo belle per essere vere. Informare quindi i propri familiari e conoscenti sui pericoli delle truffe. Infine i carabinieri ricordano che la prevenzione è fondamentale, è importante parlare con i propri cari, soprattutto con i nonni, metterli a corrente delle modalità di raggiro più frequenti per insegnare loro a diffidare di chi propone facili guadagni o si presenta come un operatore di servizio pubblico o parente in difficoltà. In caso di dubbi non esitare a chiamare immediatamente il 112, l'Arma dei Carabinieri è sempre a fianco dei cittadini per tutelare la loro sicurezza.